Quarta corsa, premio Daiano, mancano 25 secondi al via, una prova per 3 anni non vincitori di 10.000 euro nella carriera. Favorito il numero 6 di Dream Matto con Gianni Targhetta. A caccia della quarta vittoria consecutiva il figlio di Ideale Luis trova sulla sua strada oggi Dioniso degli Dei. Anche lui a caccia della quarta vittoria consecutiva. 2 ottenute con il team Goccia d'Oro, una con il team Pistone, per il quale è alla seconda uscita in carriera. Tra gli altri seguita Deledda con il numero 12 Alessandro Muretti. Poi oltre alla doppia cifra Divario con Natale Cintura. Siamo in partenza: 1 Diamante BFC, 2 Dynamite Candy, 3 Dulcinea di Casei, 4 Dioniso degli Dei, 5 Davis dei Greppi, 6 Dream Matto. In seconda fila 7 Dinamo Daghi, 8 Divario, 9 Dillo Ciacchi SM, 10 Dylan Di Dario, 11 Diva Spritz, 12 Deletta. In terza fila 13 Dell'Alba. Macchina che guadagna velocità, problemi per Dylan Di Dario, e si parte con Dream Matto che schizza il comando dal 6 nei confronti di Dulcinea di Casei. In terza posizione Dynamite Candy, avanti a Diamante BFC, mentre già di fuori Dioniso degli Dei che si porta in schiena Divario. Si completano i primi 200 metri di Dream Matto in 15:1. Dream Matto con un paio di lunghezze nei confronti di Dulcinea di Casei, che sul rallentamento del battistrada si porta sotto e inizia ad avanzare allora all'esterno Dioniso degli Dei dopo 400 metri che se ne vanno in 38. Dream Matto al comando, Dioniso degli Dei numero 12 di fuori. Deledda squalificato. In seconda pariglia al largo c'è Divario, mentre allo steccato numero Dulcinea 5 di Casei Davis precede dei Greppi Dynamite squalificato. Candy. In terza pariglia al largo va a profilarsi Dillo Ciacchi SM, precedendo Diva Spritz. E così Dream Matto e Dioniso degli Dei sono ormai a contatto e passano i primi 800 metri in 1:1:7. Dulcinea di Casei allo steccato è apparigliata da Divario, in uno schema di gara che non cambia dopo il primo chilometro, che il battistrada Dream Matto si appresta a completare in 1:17:1. Dioniso degli Dei di fuori inizia a pressare ora, attacca Dioniso degli Dei che dà una bordata a Dream Matto e tende a passare, prova a passare prima della curva a mano il pistone, la dritta di là in 14:3 ed è passato Dioniso degli Dei che deve finire la curva. Dream Matto che gli si riaccosta, poi gli altri con il tentativo in mezzo alla pista da parte di Divario. A 250 dalla conclusione Dioniso degli Dei in vantaggio. Dream Matto che ritorna all'esterno, Divario in terza corsia si butta invece per le vie brevi Dynamite Candy. Dioniso degli Dei in vantaggio, numero Divario 3, che attacca al Dulcinea di largo, Casei, ma le curve sono finite squalificato. e Dioniso degli Dei se ne va a vincere ancora. Al secondo posto è Divario, mentre per il terzo sono in linea il 7 di Dinamo Daghi e l'1 di Diamante BFC. 33 a chiudere, 1:15:7 ragguaglio cronometrico. Il raddoppio immediato per Manuel Pistone e Giuseppe Pistone, questa volta con un portacolori della scuderia Pepper Moon, il figlio di Donato Hanover che si impone grazie al parziale sulla retta opposta alle tribune dopo percorso esterno. Divario è secondo, Diamante BFC dovrebbe essere terza avanti a Dinamo Daghi.